Questo è l'Albarella Golf Links, ci troviamo infatti nella prestigiosa isola di Albarella, nel cuore del Parco regionale del Delta del Po. E parlando di Regione Veneto abbiamo qui a rappresentarla l'assessore regionale Cristiano Curazzari. Assessore, siamo qui per un evento che trova oggi il suo debutto, Veneto Pasta Party. Allora, subito un commento su questa iniziativa e sul valore che può avere, visto che si propone di essere poi anche un evento itinerante nel Veneto. Pensiamo che sia una formula vincente, pertanto anche come regione, come istituzioni cerchiamo di promuovere tutti quegli eventi che attraverso la valorizzazione dei prodotti locali, delle nostre eccellenze, possono anche rappresentare la promozione del territorio, del turismo. Sappiamo che in questo il Veneto è una regione ricchissima, in particolar modo oggi ci troviamo, come hai detto, nel cuore del Delta del Po Veneto, in un luogo esclusivo come l'isola di Albarella, l'occasione anche per far conoscere ad una clientela importante quelle che sono eccellenze enogastronomiche che abbiamo anche sul territorio del Delta del Po e che perfettamente si sposano con la pasta. E parlando di pasta dobbiamo citare quelli che sono i 4 pastifici che partecipano a questo evento, a Veneto Pasta Party. Si tratta di Bottega Pasta di Venezia, che propone la sua pasta gluten free e senza lattosio. Abbiamo poi il pastificio Artusi di Padova, il pastificio Pinton di Vicenza e il pastificio Sgambaro di Treviso. Non solo, perché queste paste verranno proposte oggi agli ospiti che partecipano all'evento assieme a dei condimenti preparati da degli chef d'eccezione. Menzioniamo anche loro, si tratta di Antonio Morano, l'executive chef dell'isola di Albarella, poi abbiamo Fabio Legnaro della antica trattoria Ballotta e Francesco Panon, specialista padovano della alimentazione naturale. Non solo degustazioni, ma piacere anche per gli occhi e per gli appassionati di motori, perché grazie a Passioni d'Epoca avremo qui presenti molti modelli, molte auto d'epoca che verranno condotte qui da veri e propri piloti, le cui storie peraltro verranno narrate in un libro, Passioni d'Epoca, edito da Drago Press, che presto sarà a disposizione, e quindi avremo anche il piacere di avere queste auto d'epoca. Avremo anche delle modelle, una sfilata con una artista emergente, Elena Finn, e quindi ci sarà davvero una formula ricca e accattivante per Veneto Pasta Party. Abbiamo le carte in regola per fare delle nostre produzioni un grande biglietto da visita, un elemento di promozione dei territori. Ne abbiamo bisogno, non dimentichiamo che la regione Veneto è da una parte la prima regione turistica d'Italia, dall'altra la prima regione per numero di denominazioni nelle varie produzioni agroalimentari. Ecco, questo deve essere riunito in una simbiosi, in una sinergia che è una sicuramente carta vincente nel contesto nazionale e internazionale. Uno dei protagonisti di Veneto Pasta Party alla sua prima edizione è il pastificio Pasta di Venezia, che si distingue per la sua scelta di proporre pasta gluten free e senza lattosio. Siamo specializzati nella produzione di pasta fresca, liscia, ripiena e gnocchi, che sono il piatto che presentiamo al Veneto Pasta Party, e distribuiamo in tutto il mercato nazionale, il territorio nazionale, nelle farmacie e negozi specializzati. Produciamo solo prodotti gluten free e senza lattosio. La ricetta del piatto di oggi, a parte che la pasta Artusi merita un sugo così importante, secondo me è una buona pasta artigianale, la ricetta di oggi appunto Nemo Cuoghi formò assieme agli appassionati e ai personaggi più importanti dell'Accademia Italiana della Cucina questa ricetta del sugo ricco alla padovana, che ha solo come variante i piselli fino a giugno e invece i funghi da giugno a dicembre, diciamo. Quindi era improntato un po' su quello, il territorio padovano, avevamo dentro tutta la corte sia nell'orto che nel pollaio.